pensiero del giorno. Lunedì 3 febbraio. Puntare al bene comune. A ciascuno è data una particolare manifestazione dello Spirito per l'utilità comune. Prima lettera ai Corinzi, capitolo 12, versetto 7. Questa parola fa riferimento alle grazie e ai doni speciali che lo Spirito Santo aveva diffuso tra i cristiani di Corinto. Si trattava dei doni di profezia, di insegnamento, di assistenza e di altri, aventi lo scopo di promuovere la vita della comunità. Questa parola vuole dirci che tutti questi doni, sia di natura che di grazia, vengono da Dio ed Egli ce li ha dati per il servizio agli altri e per il bene della comunità. Come vivere bene allora questa parola? Mi sembra che da essa vengano in luce soprattutto due indicazioni. La prima è un invito a metterci al servizio della comunità. Può darsi che per qualcuno si tratti di strutturare meglio certe qualità o talenti che forse giacevano in lui inoperosi. Per altri può voler dire dare un orizzonte più ampio al proprio lavoro, dare una maggiore attenzione alle esigenze del prossimo, in modo che ne risulti un vero servizio reso ai fratelli. La seconda indicazione è quella di metterci in guardia contro l'individualismo. Questa parola ci dice che il bene della comunità dipenderà prima di tutto dal saper lavorare insieme ai nostri fratelli e sorelle in spirito di amore, scambievole e di unità. Chiara Lubick, estratti dal commento alla parola di vita di giugno 1987. Parola di vita, febbraio 2025. Vagliate ogni cosa, tenete ciò che è buono. Dalla prima lettera dei Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 21.